Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Made in Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta birra Icnusa 50 cl a 99 centesimi, olio di semi di girasole Zucchi 1 litro a 1,99 euro, tonno all'olio d'oliva Nostromo 3 per 70 grammi a 2,49 euro, Fanta o Sprite B-Pack 2 per 1,5 litri a 2,99 euro. Eurospar, via Bertulotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 21. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Icnos Aristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Icnos Aristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. L'estate, il sole che bacia i capelli, il mare. Uff, i capelli. Oddio, i capelli. Basta! No, ferma! Ci pensa Amy Beauty Hair. Con il kit per la cura quotidiana di Kerastase, la messa in piega in regalo. 5 prodotti, iniziando con olio e crema nel pre-esposizione, dopo sole con shampoo e maschera, e prima di uscire, olio elixir ultime per dare lucentezza. E se ti manca il salone, con l'acquisto del kit, la messa in piega te la regala Amy. Amy Beauty Hair. Everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa, a Tortolì. 0782 62 36 84. Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori, si diventa. Chi l'ha detto che la pausa pranzo deve essere uno sbatti? Sunset Lounge Bar, la tua oasi immersa nella natura, ti propone menù di terra o mare a partire da 15 euro. Hai capito bene? 15 euro per staccare con gusto nella tua pausa pranzo. Basta file, basta guardare l'orario. Al Sunset la cucina è aperta tutto il pomeriggio e per i più raffinati ogni giorno fuori menù da leccarsi i baffi. Sunset Lounge Bar, lo stile che cercavi tutti i giorni. Piazzale San Gimigliano, Tortolì. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovate il secondo appuntamento della mattina con Stella di Cecchè con il nostro notiziario e le news dall'Ogliastra. Partiamo oggi da Lanusei con una buona notizia perché arriva 1 milione di euro per il nuovo deposito ARST. A comunicare la buona notizia il sindaco Davide Burchi. La regione Sardegna infatti ha stanziato 1 milione di euro per la costruzione del nuovo deposito nella circonvallazione a valle in un'area già di proprietà dell'azienda. Questo importante risultato è frutto
frutto di numerose interlocuzioni con l'assessore regionale dei lavori pubblici Antonio Piu, ha spiegato il sindaco, ringraziandolo per l'impegno e la disponibilità dimostrati. Il lavoro è iniziato tempo fa, valutando inizialmente lo spostamento dell'ARST dall'attuale deposito nei pressi dell'ospedale all'autoparco ANAS. Dopo che ANAS ha confermato la disponibilità solo per parte della struttura e non per l'autoparco, abbiamo deciso di puntare sulla costruzione di un nuovo deposito in un'area ARST già disponibile, dice Burchi. La riunione decisiva si è svolta a marzo alla presenza dell'assessore Piu e dell'assessore regionale dei trasporti Barbara Manca, dei direttori generali dei due assessorati e del direttore di ARST Carlo Poledrini. La proposta di finanziamento è stata inserita dalla giunta regionale nella proposta di legge di stabilità, sottoposta poi all'attenzione e all'approvazione del Consiglio regionale. La realizzazione dell'opera, che vedrà il comune di Lanusei impegnato come stazione appaltante, consentirà anche di liberare l'area dell'ospedale dalla situazione di traffico attuale, migliorando l'accessibilità e la sicurezza della zona. Un passo avanti importante per migliorare la logistica e i servizi di trasporto nel nostro territorio, sono le parole del primo cittadino. Ci spostiamo ora ad Arbatax e passiamo alla cronaca. C'è stato un furto in pasticceria, si sono addentrati la notte scorsa nella pasticceria di Maria Vittoria. Ignoti hanno portato via dal registratore di cassa circa 400 euro. Secondo quanto ricostruito l'autore o gli autori del furto sarebbero entrati nel locale al civico 8 di via Portofraili sforzando una finestra. Una volta all'interno si sono fiondati verso la cassa e hanno portato via 400 euro e poi sono fuggiti senza facendo perdere le proprie tracce. La titolare della pasticceria, una volta giunto al lavoro la mattina dopo, non ha potuto fare altro che constatare l'ammanco in cassa, denunciare l'episodio ai carabinieri che ora indagano, e potrebbero essere decisive le immagini di videosorveglianza delle attività vicine, in particolare della filiale del Banco di Sardegna proprio accanto alla pasticceria. Andiamo avanti, ci spostiamo ora ad Arzana, perché a Punta la Marmora, accanto alla storica croce, sventola la bandiera palestinese. Anche dal tetto della Sardegna, in un luogo fortemente simbolico, si alza la voce contro il genocidio della popolazione di Gaza. La foto è stata pubblicata sulla pagina Facebook della ODV Gaza Freestyle, ma non è l'unico gesto di solidarietà, perché nei giorni scorsi sono state diverse le manifestazioni anche a Barisardo, Ursulei e Cardedu, dove diverse persone sono scese in spiaggia per denunciare l'orrore che sta accadendo alla popolazione palestinese. Anche a Tortolì è comparso uno striscione nel centro storico, si legge: fate silenzio quando i bimbi dormono, non quando vengono uccisi, e poi con i colori della Palestina. Andiamo avanti, ci spostiamo ora a Barisardo, perché è attivo nel comune un punto di facilitazione digitale. Presto partirà un corso di formazione digitale gratuita per la cittadinanza. Il comune informa che le iscrizioni sono aperte, il punto di facilitazione si trova nel Palazzo Comunale in via Cagliari 80 al primo piano, e a partire dal mese di settembre si svolgerà appunto un corso di formazione digitale completamente gratuito rivolto a tutti, al fine di migliorare le competenze digitali e accedere in maniera autonoma e sicura ai servizi online. Il corso prevede lo svolgimento in data 2, 4 e 10 settembre dalle 9:30 alle 12. Sono 3 lezioni in presenza appunto nella sede del punto di facilitazione digitale. Si parlerà cos'è l'identità digitale personale e professionale, come usare Facebook e Instagram in modo strategico, creare grafiche semplici con Canva.
Per partecipare al corso occorre iscriversi online, tutti i dettagli sul sito istituzionale del comune di Barisardo. Chiudiamo con un evento venerdì 22 agosto al sito neuralgico Sarquis Forros, un'esperienza che unisce la suggestione del passato millenario della Sardegna e la forza espressiva della musica jazz. Infatti la serata inizierà alle 18:30 con la visita guidata al santuario. Si prosegue alle 20 con la musica del quartetto Inner Energy, Massimo Carboni al sax tenore, Matteo Cara al piano, Nicola Mureso al contrabbasso e Gianni Filindeo alla batteria. Proporranno un concerto pensato per dialogare con il pubblico e con le strutture del sito archeologico. Il progetto è nato da un'idea del batterista Gianni Filindeo, intreccia composizioni originali e arrangiamenti costruiti per esaltare la forza evocativa degli strumenti attraverso un suono contemporaneo che affonda le sue radici nella tradizione afroamericana degli anni 60, con rimandi agli universi di Coltrane, Davis, Hancock, Evans e Shorter. Questo è tutto per oggi, chiudiamo così il nostro notiziario, ma torniamo domani mattina con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi.